benvenuti a questo incontro prezioso, a questa occasione preziosa di discussione con Filippo Dini, regista e attore protagonista dello spettacolo, ammesso che vi sia un protagonista in questo spettacolo, Monica Capuani, e sono molto, anche traduttrice, quindi l'accompagno tutta. Abbiamo l'occasione di discutere del lavoro che è stato presentato ieri sera al Teatro Gobetti in Prima Nazionale. Immagino che parte del pubblico non avrà ancora visto lo spettacolo. I temi che in parte la stampa, la critica di questi giorni ha sollevato sono temi delicati, complessi, che credo solo un teatro in grado di esprimere un'azione culturale è in grado di proporre. Ecco quindi che noi siamo qui riuniti a parlare di temi che hanno a che vedere con un principio purtroppo assoluto dell'esistenza, che è la distruzione dell'esistenza e le possibilità di redenzione e di riscatto, perché vi è una cornice che lo consente. Da un lato noi potremmo dirci assuefatti dai temi della violenza nel nostro mondo, e invece ci scopriamo quanto mai fragili e coinvolti in una orazione civile di 1 ora e 45 minuti che non lascia mai cadere questo incanto di uno spettacolo che sul piano scenico si presenta come perfetto. Vorrei solo io, come qualche elemento di introduzione al discorso, evidenziare alcuni aspetti particolarmente efficaci. Ci troviamo di fronte a 3 personaggi che agiscono all'interno di una triplice scatola scenica che dunque suddivide lo spazio del teatro in una dimensione spaziale attraversata temporalmente da un albero spoglio i cui rami incrociano questi 3 elementi. 3 sono i personaggi sulla scena: un serial killer, una ricercatrice che conduce un'indagine sul suo profilo e la madre di una innocente vittima della malvagità umana. Man mano che il tempo si dilata nello spettacolo, lungo 20 anni, si contrae la dimensione spaziale e noi ci troviamo sempre più rinchiusi claustrofobicamente in una dimensione sempre più circoscritta, e ciò fa sì che l'intensità della parola cresca nella sua resa scenica, e da una conversazione dal tono casuale come quella della dottoressa ricercatrice che in aereo riesce a essere, è quasi comica nel suo prendere appunti, tutte le parole cominciano ad assumere una drammaticità cogente. Al tempo stesso le luci offrono dei momenti di accecamento visivo proiettate verso gli spettatori che squarciano il flusso narrativo e in qualche modo anche, a mio avviso, rappresentano l'abbaglio, l'accecamento che si prova di fronte a una violenza insensata. Sono tutti elementi che partecipano a creare una mise en scène, una messa in scena di particolare efficacia, nel quale io credo Filippo Dini riesce a accordare il testo, che è un testo pluripremiato della più importante drammaturgia europea degli ultimi anni. Ebbene, accorda il testo allo spettacolo, ma ne dilata e amplia i significati. Postula l'interrogativo dell'insensatezza della violenza, che però è archetipica nella nostra società, è fondante anche della nostra civiltà, e ne offre sfumature ulteriori. E io credo anche adoperando variazioni ritmiche tra le parole. E quindi alla
velocità, diciamo, dell'inglese, del parlato inglese, il testo è qui reso italiano non solo per una efficacissima traduzione, ma anche per una possibilità di ascolto che io trovo particolarmente intonata rispetto alla tematica trattata. Ecco quindi che vi è la possibilità e la necessità di non perdere una singola parola. Non viene voglia di distrarsi durante lo spettacolo e in questo modo si è condotti in un crescendo di analisi introspettiva su uno dei grandi misteri dell'esistenza umana. Ciò che mi piacerebbe moltissimo domandare, dopo queste mie prime impressioni a caldo, perché si tratta appunto di una prima nazionale vista ieri sera, quali sono le ragioni d'essere alla base della scelta di un testo che ci pone a confronto con una tematica, dicevo, così scottante, al tempo stesso un poco purtroppo per noi spettatori sul piano televisivo frutto di assuefazione, qual è la violenza e quale tipo di discorso lei sente che e poi la compagnia possiamo sviluppare a partire da questo lavoro teatrale. Parlo al microfono. Non so, parlo al microfono. Sì, dai, così siamo più come se fossimo più intimi. Dunque, innanzitutto mi sento di dire che la scelta di questo testo, prima di tutto, il merito va a Monica Capuani, che è una donna di straordinaria intraprendenza e che mi ha proposto la lettura di questo testo qualche anno fa. E da subito me ne sono innamorato perché per la scrittura, per il pregio dell'eleganza, della grazia di questa scrittura e della meraviglia di questa scrittura, proprio perché riesce ad affrontare con grande eleganza e con tanta grazia un tema così insopportabile, che è appunto ovviamente quello della violenza sui bambini. Il tema, come penso sappiate, è la pedofilia e i personaggi, tanto per fare un quadro, perché credo... Quanti hanno visto lo spettacolo ieri sera, scusate? Quindi una vera minoranza, ok? Quindi è giusto introdurlo un pochino. Si tratta i tre personaggi sono: uno, quello che interpreto io, è il serial killer, il pedofilo omicida di almeno 7 ragazzine, ma si concentra la storia su una delle prime vittime, che è appunto questa bimba di 10 anni, Rona, che è stata portata via, si vede all'inizio dello spettacolo, è stata rapita. E dopo 20 anni se ne ritrovano i resti e lui viene arrestato. L'altro personaggio è la madre della bambina, interpretata da Mariangela Granelli, che appunto per 20 anni la crede ancora viva, forse è scappata, forse è stata rapita, ma la crede ancora viva, e dopo 20 anni invece, dopo aver passato 20 anni a cercare di sopravvivere a questa mancanza, ha il colpo ulteriore nell'apprendere che la bambina è morta 20 anni prima. Il terzo personaggio è Agneta, interpretata da Lucia Mascino, che è la psichiatra che si occupa di in qualche modo fare il punto sulla variabilità e sulle cause che portano una mente criminale a diventare criminale. E quindi infatti diciamo, la sua esposizione, lei percorre, diciamo, tutta la storia come se stesse facendo una lunga esposizione a un incontro di psichiatri, insomma, e la sua esposizione si intitola Serial Killer, si può perdonarli. E quindi tutto il suo trattato, poi ne parlerà in maniera più approfondita Lucia, però
si basa su questo assunto, cioè se sia possibile o concepibile il perdono, ovvero come si riesce a stabilire le cause di della deviazione della mente umana. Ora, detto questo, oltre alla sua scrittura, l'altra grande fonte di fascinazione che ho avuto nei confronti di questo testo è stata proprio il confronto con il male assoluto. Noi siamo di fronte appunto a un folle che non uccide e non violenta per motivi a noi comprensibili, ma lo fa in maniera apparentemente gratuita. E quindi siamo di fronte davvero a un male inspiegabile, a un assurdo inspiegabile. Questo confronto, diciamo, ed è stato anche motivo di molte notti insonne, perché mi sono chiesto molte volte se sia anche giusto da un punto di vista etico mettere in scena il male, e ancor di più se sia giusto per quanto mi riguarda interpretarlo, appunto nel ruolo di Ralph. Dopodiché mi sono reso conto, anche, vi dico la verità, alla luce degli eventi purtroppo più recenti che popolano la nostra cronaca, io credo che il confronto con il male sia qualcosa che in qualche modo ci aspetta, aspetta, diciamo, la nostra analisi, richiede la nostra attenzione. È qualcosa che ha a che fare con la natura umana, è qualcosa che risiede nel profondo, nell'oscurità, appunto avvolto addirittura, noi l'abbiamo avvolto all'interno di 3 scatole, poi magari parleremo anche di questo. Però il male che in qualche modo risiede nascosto, oscuro, dentro ognuno di noi, dentro la nostra coscienza, in qualche modo si esprime nel nostro quotidiano con molta timidezza, per fortuna, nella maggior parte dei casi, ma non è meno doloroso. Il male che in qualche modo ognuno di noi provoca inevitabilmente. Stamattina mi trovavo a parlare di che cosa, perché poi molto si rifà anche a questo, nel senso, diciamo, all'interno dell'analisi di Agneta viene fuori che l'accanimento di Ralph nei confronti delle sue vittime nasce dagli abusi che lui stesso ha subito durante l'infanzia. Quindi mi domandavo, insomma ci domandavamo ancora stamattina sul male che ognuno di noi, in quanto io sono genitore 2 volte, quindi inevitabilmente produce, pur non perpetuando crimini efferati, eppure ognuno di noi cerca di essere un genitore meraviglioso, ma inevitabilmente produciamo, che ci piaccia o no, dei piccoli o grandi traumi nei nostri figli, e questi poi si scontano nel corso della vita. Ma ovviamente sono sempre guardano sempre all'aspetto del bene nei confronti dei nostri figli, no? E sono sempre gesti d'amore. Eppure in qualche modo si rivelano poi causa di piccoli o grandi traumi. Quindi dicevo, il male, prima che negli altri, in noi stessi, credo che sia un argomento estremamente contemporaneo e estremamente all'ordine del giorno nella nostra epoca, e credo che in qualche modo guardarlo, vederlo agire e forse anche vederlo soccombere sia molto utile per la nostra salute quotidiana. E questo, voglio dire, non è una novità. La storia che raccontiamo è la storia di una bambina che è stata mandata dalla nonna a portare le forbici, quanto di più, e nel corso del suo tragitto incontra il lupo. Voglio dire, noi siamo cresciuti con la favola di Cappuccetto Rosso. È l'archetipo più famoso della nostra
della nostra formazione infantile, ed è credo lo strumento migliore per affrontare appunto quella zona oscura che ci fa molta paura ed è estremamente ambigua. Giusto parlare anche dei modi con cui si affronta il tema e cosa. Io ho notato che in questo spettacolo nulla si concede a ogni possibile forma di estetizzazione della violenza. Mi pare che lei abbia parlato, nulla si vuol concedere a una certa pornografia della violenza. Sì. Allora, io penso di aver riscontrato questi tratti nella elegante recitazione dei due personaggi femminili anche. E allora, sulla base del vostro approccio al testo, vorrei chiedervi gentilmente se potete raccontarci qualcosa al testo e ai personaggi. Perché penso che i modi, i toni giochino un ruolo fondamentale, quasi al pari di una seconda scrittura, che è quella data dall'interprete sul testo. Poi bella questa cosa, molto mi fa molto piacere. Allora, non è facile per me parlare di questo personaggio e anche è una cosa strana, cioè dire come mettere a fuoco, diciamo, come mi sono potuta avvicinare a questa cosa. Nel senso, allora, forse una delle prime cose è il testo, no? Adesso è già uscita tante volte questa cosa, cioè la bellezza del testo e la forza di questa scrittura, forse questa eleganza, no? Che dici nasce anche da una grande eleganza testuale, dall'eleganza di Filippo, che ci ha chiesto, cioè che mi ha chiesto di lavorare, cioè che mi ha messo comunque in una condizione, appunto, secondo me, di poter rispettare questa eleganza che nel testo c'è, cioè non so come dire, nel testo c'è già tutto, io sento comunque una grande potenza che già parla attraverso le parole, non c'è bisogno appunto di una pornografia nella messa in scena, perché nel testo c'è tutto, le parole sono molto forti, molto chiare, molto importanti, no? E quando si ha a che fare con un testo così, passatemi il termine, relativamente facile, cioè credo che sia molto più facile recitare un testo ben scritto, questo è anche intuibile, che un testo male scritto. Quindi diciamo che non ci siamo preoccupati della forma. Detto ciò, per me non è facile spiegare, mettere in parole come mi sono potuta avvicinare a un personaggio di questo tipo, che vive qualcosa di indescrivibile. Io quello che posso dire è che è un po' il modo che ho sempre di affrontare i personaggi. Beh, Filippo ha già un po' spiegato, visto che in effetti molti non hanno ancora visto lo spettacolo. Io sono la madre della bambina e vediamo questa donna nell'arco di più di 20 anni, cioè nella prima scena è un giorno di ordinaria quotidianità, una mamma un po' indaffarata che ha delle cose da fare, ha 2 figlie di cui una adolescente, quindi molta problematica, un marito un po' assente. Già dalla seconda scena la bambina è sparita, questa donna entra in una sofferenza appunto indicibile, incommensurabile, no? E la vediamo nell'arco di 20 anni attraversare tutta una serie di step, di passaggi, perché è sempre in uno stato di grandissima sofferenza, ma questa sofferenza si declina e si trasforma a seconda dei momenti. Quindi all'inizio appunto c'è una grandissima disperazione, a un certo punto c'è uno stato quasi di abbandono catatonico dove tutto deve rimanere congelato, appunto il ghiaccio, quindi c'è la stanza di questa bambina dove nessuno deve toccare niente, nessuno deve spostare uno spillo di quello che c'è in quella camera, perché la bambina tornerà e dovrà trovare tutto esattamente com'era, un'illusione, no? Terribile. Poi la donna passa attraverso invece una speranza, una possibilità, si deve aggrappare per poter continuare a vivere alla speranza invece che la bambina sia ancora viva. Questa speranza le dà una grande energia, si attiva per arrivare anche a aiutare gli altri e quindi fonda un'associazione che si chiama Associazione Fiamma in modo da poter ritrovare, diciamo, tutti i bambini scomparsi, e dopo passa attraverso in realtà uno stato di quando scoprirà invece che la bambina è morta dopo 20 anni, cioè ripiomba, diciamo, in un abisso di nero appunto incommensurabile e lì
ci sarà la rabbia, ci sarà la cattiveria, il cinismo, la sete di vendetta feroce, tant'è che c'è un momento in cui appunto si parla della pena di morte, lei c'è qualcosa, ci sono dei tratti appunto anche un po' scandalosi nel testo, nel senso che questa donna dice io voglio vederlo morire, ma voglio proprio vederlo soffrire, lui no, io credo che sia una cosa molto umana, e quindi come avvicinarsi a qualcosa di così indicibile, no? È difficile e profondo. Appunto, come dicevo, per me il testo è un grandissimo veicolo. E poi devo dire, secondo me, io credo che il mio più grande dovere sia quello di lasciarmi attraversare da queste parole e da una possibilità, no, di trasformazione, cioè spero che non vi sembri troppo astratto quello che dico, però secondo me c'è veramente qualcosa di molto profondo in questo testo e sento di essere chiamata a una specie di servizio alla comunità, adesso non voglio sembrare, però questo testo, infatti prima tu hai parlato di tragedia, no? Mi fa pensare tantissimo appunto alle origini del teatro e alla funzione che il teatro aveva. Secondo me questo testo ha molto a che vedere con quello, cioè appunto il teatro greco era un servizio alla comunità e aveva una funzione rituale molto forte, no? Un rito laico, quindi qualcosa che accade, non una performance diciamo, ma un accadimento collettivo che portava a una cura, come una forma di terapia. Questo testo secondo me ha molto di questo e quindi io mi sento proprio chiamata poi non sempre ci sono riuscita, ci sono state delle prove in cui magari ci ricadrò ancora, in cui sento invece mi viene una specie di performance da attrice. Ecco, sto cercando di lavorare ad abbandonare tutto questo, ma appunto il più possibile a mettermi al servizio, fare in modo di poter essere attraversata da questo. Io credo tantissimo che il nostro compito in quanto attori sia quello di in qualche modo convocare qualcosa di molto grande che c'è, che appartiene a tutti gli esseri umani. Noi abbiamo la possibilità, il privilegio di convocare qualcosa di grande, in qualche modo farlo girare e restituirlo. Ecco, per me il mio lavoro in questo testo ha molto a che vedere con questo. Ecco, no, lei, Lucia Mascino, cosa pensa del suo personaggio? Che è un personaggio anche complesso, non meno degli altri, che formula delle domande con una semplicità che mi sembra l'interpretazione che lei offre contribuisce a complicare, quindi in qualche modo supera anche certi presupposti del testo, mette in discussione una certa tendenza positivista anche, in queste analisi quasi lombrosiane sulla forma del cranio, si permette contatti fisici con il suo paziente. Sono tutte cose che mi hanno fortemente colpito e alle quali io credo la sua interpretazione aggiunge sfumatura e complessità. E quindi come è stato? Allora, mi attacca una cosa, se no me la scordo, che sembrerà che ci faccio un complimento da sola. Mi viene di fare questa cosa qua, che lei dice, tu dicevi giustamente, dicevi poco fa di questa eleganza, no? Allora stavo pensando che quello che mi sembra che in questa, diciamo, gruppo di lavoro ci sia una cosa comune, senza che neanche ce lo siamo detti, che forse viene dal percorso, dalla formazione, dal fatto che abbiamo già, in qualche modo ci siamo già un po' incrociati, e io sento che è una base forte nello spettacolo, che è un po' un discorso di, tra virgolette, serietà al lavoro, cioè di passione per quello che facciamo, e questa cosa credo ci accomuni. E sembra che ci sto facendo un complimento da sola, però non è così frequente, per questo io dico mi trovo particolarmente bene in questo gruppo di lavoro, perché per affrontare un testo così appunto occorre questa forma di, tra virgolette, umiltà, di mettersi al servizio di qualcosa, che è poi il motivo più bello anche del lavoro che facciamo, è proprio quello, no? Quindi volevo dire che forse è questo che dà questa specie di eleganza, che credo che sia il fatto di non rappresentare qualcosa per ingannare il pubblico, ma per vivere onestamente insieme a quelle parole
una storia che è scritta e inventata, ma che potrebbe esistere, che è già esistita, che esisterà e che in qualche modo si sta insieme in quella trasparenza. Ecco, questo per dire la cosa di prima, mi è venuto in mente mentre... Poi effettivamente allora il personaggio che io interpreto è questa psichiatra esperta di serial killer e chiaramente ci sono dei rimandi mentali che uno fa subito, no? Devo dire... da un lato c'è quello che è stato il rapporto col personaggio, da un lato ci sono io. Prima dico del personaggio, questo essere dentro il carcere con Ralph, che è il mostro, il pedofilo, e in fondo non averne paura, è un'esperienza anche bella da interpretare, perché io ne avrei una paura terribile, e quindi l'idea di essere una persona capace di stare vicina per molta esperienza, per molto studio, perché ha maneggiato questo fuoco e quindi sa dove muoversi, per cui per esempio l'indicazione che mi dava Filippo era: tu puoi prendere un po' di forza ogni tanto, e quando c'hai di fronte questa creatura capace di distruzione, ok, c'ha le manette, però tutto sommato le manette permettono un movimento, e invece ti avvicini, ti appoggi magari alla sedia come fa un pediatra con un bambino. Quindi questa confidenza fisica restituisce questa esperienza, perché sono 20 anni che lei ha a che fare. E questo è stato bello perché appunto è molto lontano da quello che si può provare normalmente verso una persona mostruosa, no? Che è quella di essere terrorizzati, ovviamente. Vado libera con i pensieri che mi vengono, adesso non so se sto seguendo un filo, però vi devo dire che io sono sempre stata terrorizzata dal male fin da piccola, no? E chiedevo sempre a mia madre: ma il male esiste? Mi terrorizzava questa idea del male, perché uno è cresciuto con, non so, le storie che ti raccontano che finiscono bene, con dei cartoni animati Disney che finiscono bene, e quando poi tu vedi il telegiornale dici: ma perché mi avete raccontato tutte queste frottole? La vita non è questo, ma allora mi dovete far vedere dei film tragici che finivano male. Io mi allenavo meglio alla vita, e non se tu mi raccontavi per anni che tutto finiva bene, non mi avete preparato a quello che devo incontrare. Quindi io mi ricordo, questo tema per me è sempre stato un tema fortissimo, e chiedevo a mia madre: ma il male esiste? E lei mi rispondeva: certo che esiste, ma esiste il bene che vince il male. E io ero arrabbiata nera con lei, perché pensavo: ma perché a me che sono una bambina non mi dici semplicemente no, non esiste, tesoro? Cioè, questa era da bambina, dimmi che non esiste. È più semplice, ho 7 anni, ti faccio questa domanda, dimmi no amore, non esiste il male. Invece lei: sì, esiste il male, ma il bene lo vince. E le pensavo: ma lo vincerà sto bene il male? E quindi questi erano pensieri che mi popolavano. Poi chiaramente quindi questo argomento, questo spettacolo non risolve, e né tantomeno la scienziata risolve la questione scientifica, perché anche se noi dimostriamo che chi fa degli stermini è una persona che ha dei problemi, questo non ci toglie il problema che ha fatto lo sterminio. Quindi diciamo, è un serpente che si mangia la coda e non finisce mai, è stato argomento di grandi dibattiti anche fra di noi. Non è una soluzione, però è vero che io sento un racconto anche affettuoso da parte dell'autrice verso Ralph Wondrich, cioè non è così. Ovviamente noi quando interpretiamo dei personaggi, e credo anche gli autori che li scrivono, devono stare dalla parte dei personaggi, quindi in qualunque caso noi siamo chiamati a vedere il loro punto di vista, non a giudicarli. Poi in ultimo così dico che una cosa che mi affascina tanto del testo, delle mie conferenze al pubblico, è che a un certo punto questa Agneta, la psichiatra, dice: vi voglio in questa sede analizzare che cos'è che va storto nella costruzione dell'umano, dando per scontato che l'essere umano è una costruzione. Cioè tu nasci, sei un bambino piccolo di un giorno e chiaramente hai già un'anima, hai già degli occhi che sembrano, no, quando uno vede un bambino piccolo sembra già avere una storia, una personalità, no? In realtà lo guardi, non è una persona che non ha niente, ha già qualcosa. Però poi i primi anni di vita sono anni che costruiscono l'essere umano, perché entra, diciamo, l'amore familiare, l'amore che riceve, l'educazione a ricevere
amore lo costruisce come essere umano. Quindi mi trovo molto affascinante questa idea della costruzione dell'umano, perché effettivamente ne abbiamo tutti bisogno, di essere costruiti, tra virgolette, non in senso artificiale, ma di fare uno sviluppo. E lei sostiene che invece chi non ha ricevuto questo sviluppo è una persona che ha un danno. Quindi non lo so, insomma, non va da nessuna parte questo discorso che facevo, però per dire che mi affascina molto l'idea che siamo così vulnerabili a quello che riceviamo, soprattutto nei primi anni di vita, ma probabilmente anche dopo. E chiudo dicendo che il mio personaggio non è diciamo la saccente al di fuori di ogni questione, perché anche lei attraversa il suo squilibrio in questo momento della vita, e quindi è un personaggio apparentemente risolto, che però ogni tanto è come se avesse degli scossoni e che non identifichi bene che cosa le stava succedendo a questa signora, a questa donna. Però evidentemente nell'andare del racconto lentamente anche il racconto di Agneta si apre e si capisce che la scienza non ce la risolve del tutto per quello che riguarda le nostre questioni personali. No, vorrei solo elogiare anche nella maestria di questo spettacolo la gestione del tempo, perché 1 ora e 45 minuti di dialogo e di discorso non è poco, eppure questo spettacolo ne fa un uso accorto tale per cui una risorsa così scarsa nella nostra società, che è il tempo, invece possa essere dilatato paradossalmente. Ecco quindi che rispetto a 15 ore, 16 ore di una narrazione seriale in più puntate dei temi di una violenza esibita, che in fondo sotto non lascia nulla se non una sfrontatezza, ecco invece che siamo in uno spazio molto limitato e concentrato, posti di fronte a delle tematiche complesse. Uno spettacolo di questo tipo ci fa anche capire che l'accezione immediata che diamo a certi termini come attore, regista, è sempre riduttiva, perché vediamo che il regista qui accorda anche una macchina complessiva che è complessa. L'attore offre un commento oltre all'interpretazione del testo e voglio arrivare a questo punto, e la traduzione non è solo traduzione tecnica di un testo, trasposizione o versione da una lingua all'altra, ma è offerta e scelta culturale, ed è frutto di una indagine nel teatro condotta nel tempo. Ora sappiamo che questo è un testo della fine degli anni 90, giunge ora in Italia grazie allo sforzo produttivo che lo sostiene anche, e mi interesserebbe molto dire qualcosa in questa sede sulle ragioni della scelta letteraria che l'hanno portata a individuare questo testo, a tradurlo e a ricercarne uno sfogo produttivo, un esito. Grazie. Sono molto d'accordo con quello che ha detto Mariangela sulla tragedia greca. Il teatro contemporaneo, soprattutto inglese, che è quello che io ricerco con più grande passione, è un teatro che in qualche modo ha accettato quella missione, quindi non ha paura di osare argomenti molto difficili. Ecco, questo qui da noi è molto più arduo. Certi argomenti spaventano molto, no? Allora, serial killer, ci viene subito in mente la serie televisiva o il film Il silenzio degli innocenti, eccetera, no? Ma i serial killer delle tragedie greche, ma quanta gente uccidevano quelle persone? Le uccidevano in famiglia, no? La tragedia greca ci presenta dei fatti indicibili. Era però, come diceva Mariangela, una cura, era un portare al centro della piazza e della comunità il male, guardarlo in faccia, rifletterci e quindi cercare di affrontarlo, di attraversarlo. Io ho tradotto recentemente la versione che Carol Churchill, che è la più grande drammaturga inglese, ma la più grande drammaturga vivente in questo momento, ha fatto nel 94 del Tieste di Seneca. È stato
un viaggio meraviglioso. Lei ha scelto di fare quest'unica incursione nella tragedia e nella riscrittura di una tragedia, che è una cosa che viene fatta molto in Inghilterra. Io sto traducendo moltissime riscritture, perché in quel momento c'era la guerra in Bosnia e c'era i massacri nel Ruanda. Quindi tornare alla storia della casa di Atreo, no? Nella tragedia greca noi vediamo, comincia dall'Orestea, da Agamennone e Menelao, ma i loro padri e il loro nonno, Tantalo, Atreo e Tieste, non li vediamo solo in questa tragedia di Seneca, che è l'inizio, e lì succedono delle cose efferaci, cioè si danno da mangiare i figli al padre per vendette, quindi ecco, cose indicibili. Bryony Lavery è un'autrice che oggi ha 73 anni, che ha sempre affrontato dei temi difficilissimi, ha sempre guardato in faccia il male. E a mio avviso, in questo momento storico che stiamo vivendo, dobbiamo tornare a fare questo in teatro, perché il teatro è l'unico luogo in cui possiamo stare insieme e attraversare quelle cose insieme. Quindi sono testi difficili dal punto di vista più mentale, di dire adesso devo andare a teatro a vedere il pedofilo, ma sono testi tanto godibilissimi, perché gli inglesi sanno anche ridere su queste cose. Infatti in questo testo ci sono anche delle parti in cui si ride o si sorride, però alla fine di uno spettacolo del genere ci portiamo a casa delle riflessioni che poi non ci lasciano. E questo secondo me è la cosa più importante che il teatro può fare oggi. Quindi diciamo che ho scelto di tradurlo tanti anni fa con Massimiliano Farao, che me l'ha fatto conoscere questo testo, perché io non lo conoscevo. Poi ne ho vista una versione 4-5 anni fa a Londra meravigliosa, perché me ne sono innamorata pazzamente, mi sono innamorata di come era scritto, di come era strutturato, della forza poetica, ma anche dell'ironia che c'era dentro, di questa spavalderia, di dire, allora, succedono queste cose, perché le leggiamo sui giornali tutti i giorni, succedono, guardiamole, attraversiamole, facciamocene toccare. E devo veramente ringraziare Filippo, che si è innamorato di questo testo come me, e anche lo Stabile di Torino, che ha avuto il coraggio di produrlo, perché non è stato affatto facile. Mi sentivo sempre dire negli anni che sì, no, certo era un bel testo, però il pubblico forse vuole vedere cose più, no? Il pubblico è molto più intelligente di quello che noi pensiamo, quindi secondo me quando poi questi testi si fanno si vede che il pubblico, no, ne ha bisogno, magari li intercetta con un po' più di difficoltà, ma poi quando li vede io sono convinta, perché se no non farei quello che faccio, che hanno una presa e hanno una necessità. Possiamo aggiungere in questa discussione qualche elemento sul lavoro registico sul testo e poi sulla concezione di questa scatola, come lei ha approcciato il testo e la messa in scena del testo? Ma il testo, diciamo, presenta un po' di difficoltà, nel senso che ci sono vari luoghi, si sviluppa in vari luoghi e in vari momenti temporali molto diversi, e quindi insomma presentava delle difficoltà. Quindi da subito, diciamo, l'idea è stata quella di approcciarlo in maniera un po' più astratta, non prenderlo da un punto di vista soltanto realistico, e quindi anche perché questa è stata, insomma, istintivamente la fantasia, quando l'ho letto le prime volte, ha iniziato ad ambientarsi in meandri molto poco realistici, quindi ha più la dimensione dell'incubo, ecco, in questo senso. Il suggerimento, diciamo, per quanto riguarda la scenografia, quello che l'ispirazione, ecco, per quanto riguarda la scenografia è arrivata da un articolo importantissimo per la nostra formazione
quando abbiamo iniziato a fare le prove, un articolo di una tale Marian Partington apparso sul Guardian da una ventina d'anni fa, direi, nel 96 mi pare, che questa signora racconta della perdita di sua sorella, uccisa, probabilmente violentata e uccisa dai West, che erano stati dei serial killer molto, insomma, che hanno agito molto in Gran Bretagna. E quindi raccontava anche lei, se non sbaglio, erano stati ritrovati i resti a 20 anni dalla morte. Un lungo articolo straordinario dove racconta appunto insomma tutto quello che ha passato, in poche parole. Una delle scene, diciamo, centrali di questa commedia è stata tratta quasi pari pari da questo articolo, ed è quando questa donna è andata all'obitorio a vedere, insomma, i resti di sua sorella, che erano disposti in 2 scatole. Ora non entro troppo in particolare. Comunque viene descritta dalla madre nello spettacolo. E quindi l'immagine di ciò che rimaneva di questa ragazza all'interno di 2 scatole di cartone è stata proprio folgorante, è stata ancora adesso, vi dico la verità, durante lo spettacolo davvero ho dei momenti dietro le quinte che non riesco a trattenermi dall'emozione. E quindi da qui è nata l'idea delle scatole, e quindi l'idea di comporre queste 3 scatole nella scenografia. Dopodiché è arrivato il cellophane, perché sono 3 scatole tutte di cellophane, quindi trasparenti, perché il cellophane è un materiale che viene tristemente enunciato durante lo spettacolo, perché il serial killer fascia tutto nel cellophane, sia i corpi che gli oggetti di suo uso quotidiano, e poi è arrivata, diciamo, la terra che sta sul pavimento, anche per l'idea del bosco in un certo senso, e poi anche perché il corpo della bambina viene ritrovato sottoterra. Questo ha generato quindi 3 scatole, una dentro l'altra, e questa composizione attraverso delle aperture ha creato un labirinto, proprio perché inevitabilmente, no? Perché per passare da una scatola all'altra bisogna passare attraverso questi varchi nel cellophane, e quindi si crea un labirinto all'interno di queste 3 scatole. E l'idea del labirinto mi è sembrata molto vincente, perché intanto è un archetipo, diciamo, di tutta la letteratura che ha a che fare con l'incubo, e poi perché effettivamente questi 3 personaggi si trovano all'interno di un labirinto vero e proprio, che è il labirinto della propria coscienza, ma è il labirinto anche della ricerca di una qualche verità, per quanto riguarda tutti e 3. Questo è stata un po', diciamo, e poi tutto l'impianto registico appunto si è fondato quindi su tutti i riferimenti cinematografici o letterari che hanno a che fare proprio con la dimensione dell'incubo. Tutto lo spettacolo è un terribile sogno che però ha, e questo ci tengo moltissimo, ha un finale in qualche modo catartico, cioè che apre a una speranza, che ci fa respirare finalmente. Dopo 1 ora e 40 ritorniamo a respirare, proprio perché e l'idea nasce, vabbè, poi lo vedrete, dall'idea delle bandierine tibetane, suggerite da un personaggio importantissimo della commedia, che è appunto Ingrid, che non vedrete mai ma sentirete raccontare attraverso le parole della madre, che è questa, diceva prima Mariangela, la figlia adolescente che piano piano poi cresce e ha anche lei un'elaborazione del lutto molto travagliata,
però estremamente affascinante, e stimola poi la madre a una rinascita, spinge la madre a una rinascita, e devo dire che questa rinascita della madre porta un po' alla rinascita di tutto lo spettacolo e spero anche degli spettatori, proprio con un messaggio. Infatti non a caso il finale si svolge, vabbè, credo di non spoilerare niente, si svolge in sala, in platea, quindi in mezzo agli spettatori, proprio per condividere tutti insieme questo rilascio della tensione, questo rilascio di tutto quanto, e andare via dal teatro in qualche modo, mi auguro, risollevati. Dopo aver fatto un viaggio all'inferno, ritorniamo a vedere le stelle, si spera migliori, in qualche modo più allenati a riconoscere il lupo dentro di noi, e quindi un po' migliori, un po' più aperti agli altri, semplicemente, cosa che ne abbiamo molto bisogno in questo periodo. Io mi sono chiesto, scusate, faccio un piccolo inserto, però perché questa domanda me la pongono spesso: ma non potresti fare delle robe un po' più allegre? Ma con tutto quello che stiamo passando, anche mio fratello me l'ha detto stamattina, uno spettacolo allegro mai, Però io credo, per il discorso che faceva sia Vagliano sia Monica, insomma, che stiamo facendo un po' tutti, che, e lo dico direi dall'inizio della pandemia, io non credo che il pubblico, e quindi anche me stesso, insomma tutti noi, non abbiamo bisogno anche di storie allegre, abbiamo bisogno anche di vedere spettacoli divertenti o film divertenti o programmi televisivi divertenti, senz'altro, ma credo abbiamo bisogno, quello che ci è capitato in questi 2 anni e quello che ci sta capitando ulteriormente adesso, sono temi, diciamo, che hanno a che fare con la nostra, voglio dire, la peste, l'abbiamo letta anche insomma, diciamo che Manzoni ce l'ha ampiamente raccontata. Così la guerra, figuriamoci se non sappiamo che cos'è la guerra, però viverla in prima persona sappiamo bene che è tutt'altra cosa. Quindi siamo di fronte a temi estremamente grandi, siamo di fronte a qualcosa di gigantesco che ci è capitato in questi 2 anni, e questo, io almeno lo considero così, è una grande opportunità che abbiamo. La nostra epoca verrà, credo, studiata nei libri di storia, e noi possiamo dire, se ci saremo ancora, noi c'eravamo. Che cosa avete fatto? Non lo so, abbiamo fatto quello che potevamo, però siamo qui, noi siamo qui e stiamo vivendo questa cosa straordinaria, fuori dall'ordinario, qualcosa di estremamente gigantesco. Non possiamo, e questo lo dico con grande umiltà, non possiamo pretendere di comprenderla. Non possiamo dire a noi stessi che abbiamo capito esattamente che cosa ci è capitato in questi 2 anni o che cosa ci sta accadendo adesso. E sono convinto che il teatro non sia l'unica via, ma credo che il teatro abbia la funzione, non solo la responsabilità, ma anche sia un'opportunità per cercare non di capirci qualcosa, perché credo che per il momento sia abbastanza difficile, ma per avere la possibilità, gli strumenti per poter cominciare a porci delle domande che non siano soltanto quelle che ci indicano lo scienziato di turno o il medico di turno o il politologo di turno. Abbiamo bisogno di maturare una coscienza più profonda, proprio perché siamo in un'epoca straordinaria, e credo che il teatro in questo ci credo fortemente, uno spettacolo come questo abbia tutti i requisiti per poterci porre le domande importanti. Volevo solo aggiungere una cosa, che in realtà quando Brian Levy ha scritto questo testo voleva scrivere un testo sulla resilienza, cioè sulla capacità che ha l'essere umano di sopportare anche cose che uno può pensare siano insopportabili, no? Quindi quanto veramente in questo momento risuona questo testo, e lo ha fatto ispirandosi a delle persone vere, perché tutti e 3 questi personaggi, come diceva Filippo ha citato il personaggio della madre che è ispirato direttamente all'esperienza di questa donna, no?
ma anche il personaggio di Agneta è una scienziata americana di cui lei aveva letto un lunghissimo ritratto sul New Yorker, che aveva esattamente quella teoria, quindi quella teoria che Lucia enuncia nel corso di tutto il testo, che è una teoria scientifica, no? Che parla di danno ai lobi frontali, ci dà delle informazioni assolutamente veritiere, è una teoria vera di una donna psichiatra vera. E anche il personaggio di Ralph, lei lo ha basato, no? Ha cominciato a leggersi tutte le cronache del processo dei West. In Inghilterra ci sono stati 2 o 3 serial killer abbastanza tremendi in quegli anni, no? È più un fenomeno americano, però in Inghilterra in quegli anni ci sono stati dei casi molto efferati, ecco. Quindi anche il rispetto, no, di scrivere una cosa del genere basandosi anche sulla verità, che poi però il teatro e la poesia riscrivono completamente, no? E trasformano in qualcosa di molto alto, diciamo, a nostro avviso, che insomma abbiamo scelto di proporvi questo testo. Sì, allora io credo che da questo incontro emerga, mi conferma di una sensazione che dava lo spettacolo, che dietro a delle scelte estetiche, poetiche, vi sono ragioni interiori di ciascuna persona. E questo appunto fa sì che ci si possa permettere un approccio più sensibile e delicato anche a qualcosa che francamente saremmo tutti grati di non doverci confrontare, però dobbiamo farlo. E quindi sì, io dico proprio che c'è da essere grati per l'opportunità anche nel nostro tempo presente di poterci invece, per fortuna, concedere uno spazio che è diverso dallo spazio della vita quotidiana e dunque di comunione e di riflessione. E il fatto che si pongano più interrogativi rispetto alle risposte che si forniscono mi sembra un ulteriore segno di salute della proposta culturale e artistica. E quindi ora, perché abbiamo un tempo anche qui limitato parlando di tempo, domanderei se dal pubblico vi è il desiderio di porre un quesito, una domanda prima di congedarci. Una curiosità. Prego. Com'è stata la scelta delle musiche in questo viaggio nel labirinto, in questo viaggio infernale che si intraprende? Ma le musiche sono tutte originali, sono di Aleph Viola, che è un musicista e anche un attore che io conosco da molti anni. In realtà la scelta musicale è nata dopo, devo dire per la prima volta nella mia esperienza, diciamo, di regista. Ho voluto andare in questa direzione. La musica è arrivata dopo, noi abbiamo lavorato per molto senza musica, è arrivata quando lo spettacolo era già più o meno fatto e quindi si è accordata al lavoro che stavamo facendo. Io ho preferito in questo caso, più che in altri casi, stabilire prima di tutto fondare, diciamo, il lavoro di noi tre. E questo lo dovevamo fare nel silenzio, in solitudine, in qualche modo passarci senza avere, come citava anche prima Mariangela, senza avere velleità in qualche modo sullo spettacolo, sulla performance. Avevamo bisogno di nutrirci di questa storia con la massima umiltà, senza per forza pensare a una forma estetica. Anche se poi c'è una forma estetica molto forte da un punto di vista delle immagini, però diciamo è venuto tutto di conseguenza, tutto si è accordato all'interpretazione. Ecco. Interessante. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi al Teatro Stabile. Se vedrete lo spettacolo, che se vi piacerà, visto che la drammaturgia contemporanea qui da noi ha una vita non facile, parlatene,
raccontatelo, fate venire le persone, perché questo è importantissimo per chi invece ci crede in questa drammaturgia, perché da noi è più difficile. Quindi se invece la gente viene e lo apprezza, allora si può andare verso, no? Farne di più. Quindi se vi piacerà parlatene. Grazie.